Deborah Ciaccio, presidente dell'istituzione Tomasi di Lampedusa, e avete già individuato il vincitore del premio di quest'anno, una manifestazione sicuramente interessante. Ecco, se ci anticipa per grandi linee quale sarà il programma della serata? Sì, allora il Festival Gattopardiano inizierà il 3 agosto e sarà fino al 6 agosto. Ci saranno presentazioni di libri e si aprirà il 4 agosto la prima serata con l'Officina del Racconto, che è un progetto rivolto alle scuole, una sorta di laboratorio di scrittura per far avvicinare appunto i giovani alla lettura e alla scrittura, dove ci sarà poi in questa serata lo studente premiato. Poi il 5 agosto sarà la serata del premio letterario internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa e il 6 agosto invece chiuderemo con una serata enogastronomica dedicata alla cucina del Gattopardo, dove ci sarà anche Fiasconaro che farà il trionfo di gola e tra l'altro che faranno l'anteprima a Taormina per il Taubook. Quindi una serata interessante, diciamo, che vede Santa Marina del Belice al centro dell'attenzione culturale siciliana. Assolutamente sì, noi ci stiamo puntando tantissimo, è da un anno che appunto lavoriamo per la comunicazione di questo premio, siamo stati alla BIT, siamo stati al Vinitali e continuiamo a comunicare perché per noi il Gattopardo ci ha riscattati, noi siamo diventati città del Gattopardo, proprio c'è un legame indissolubile con lo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa perché proprio a Santa Margherita risiedeva la sua residenza estiva al Palazzo Filangieri Cutò.